Solidarietà Veneto il prossimo anno farà 30 anni dalla nascita, quindi ha una storia molto forte di radicamento sul territorio e quindi le prospettive non possono che nascere da queste premesse, cioè continuare a svilupparsi, a crescere. È sempre cresciuto dai primi 1500 iscritti del 1990 agli attuali 87.500 e c'è stato un grosso incremento anche negli ultimi 2 anni per effetto della presenza di molti lavoratori artigiani e della contrattazione. Di conseguenza i nostri obiettivi è quello di crescere, di rafforzare le professionalità, di sviluppare l'educazione previdenziale e finanziaria dei nostri iscritti. Crediamo di poter essere un punto di riferimento, un fondo di riferimento sotto la regia della Regione che deve, come dire, mettere insieme tutti coloro che nei vari settori e nei vari comparti, previdenza, welfare aziendale e sanità integrativa e poi i vari settori del primario, secondario, terziario e quant'altro, fare in maniera tale che il Veneto sia sempre più attrattivo sotto il profilo della sicurezza sociale. Dobbiamo far venire dei giovani, non farli andare via, e uno dei punti importanti è che in Veneto, anche grazie al nostro contributo, si può vivere meglio, c'è una tutela, c'è una capacità collettiva di dare risposte alle incertezze dei nostri giovani.